22.000 metri quadri per accogliere un'ottantina di bus. Inaugurato a Castelfranco il nuovo deposito della MOM, un'opera che rappresenta il secondo polo logistico per importanza nell'ambito del trasporto pubblico locale della Marca, a servizio non solo della Castellana ma dell'intera Pedemontana. Abbiamo speso 4,4 milioni per fare questo deposito, è stato contribuito dalla Regione Veneto per 1,1 milioni, ci sono dei sottoservizi all'avanguardia come il distributore di carburante gas naturale liquefatto, e quindi siamo veramente soddisfatti di quello che abbiamo fatto e di quello che daremo poi alla cittadinanza ma anche al trasporto pubblico della Castellana. Un investimento importante anche nell'ottica della transizione green della flotta dei bus extraurbani. Entro ottobre arriveranno altri 30 bus a metano, ai quali se ne aggiungeranno altri 9 entro fine anno. E oltre che risparmi economici, in quanto non pagheremo più affitti e faremo meno chilometri per andare a fare rifornimento, porta sostenibilità ambientale, porta all'accorpare il trasporto pubblico gomma ferrovia in un polo prossimo alla stazione.